Il Friuli abbraccia Don Pierluigi Di Piazza, emozione, fede e funerali celebrati oggi a Zugliano nella comunità da lui fondata. L'accorato appello di Don Ciotti, cercatelo tra i vivi che ha amato. La polizia scientifica passa al setaccio l'appartamento della donna uccisa a Udine 10 giorni fa e scopre che l'assassino ha cercato di cancellare le tracce ma ha lasciato il lavoro a metà. Da Udine e Pordenone l'appello di cittadini e operatori sanitari dopo 2 anni di pandemia. Siamo stremati, non siamo eroi, la politica dia risposte, il sistema è a rischio collasso. 2 nuove rotonde sono in costruzione in Viale Venezia a Udine. Alcuni alberi sono stati abbattuti, altri saranno tagliati, ma il sindaco Fontanini rassicura, li ripianteremo a pochi metri di distanza. Un percorso permanente per mountain bike e D-bike creato in Carnia, 100 km, 4.000 metri di dislivello per una sfida con se stessi, completarlo al massimo in 2 giorni superando salite come la mitica Stentaria. Buonasera a tutti voi e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Telefriuli. Grande commozione questo pomeriggio a Zugliano, dove tanti fedeli hanno preso parte al funerale di Don Pierluigi Di Piazza. Ha ricevuto l'abbraccio di tutto il Friuli e anche dell'amico Don Luigi Ciotti. Non cercate Pierluigi sotto la terra, sotto la pietra, tra i morti. Vi prego, continuate a cercarlo tra i vivi, tra le persone che ha amato, che ha accolto. È questa la preghiera che Don Luigi Ciotti ha rivolto alle centinaia di persone che in questi giorni stanno piangendo Don Pierluigi Di Piazza. Lo ha fatto portando la propria testimonianza ai funerali del fondatore del Centro Balducci. È proprio qui che sono stati celebrati dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, all'interno della Sala Petris, ma con diversi schermi distribuiti tra la chiesa e il giardino, che hanno consentito a tante persone, commosse e provate, di salutare l'uomo sacerdote che ha dedicato la vita intera agli altri, ispirato da 3 parole che lo hanno mobilitato: pace, giustizia, accoglienza. Il male mortale che lo ha colto, ha detto nella sua omelia Monsignor Mazzoccato, è arrivato, come dice Gesù nel Vangelo, al modo di un ladro che porta via il tempo e l'esistenza terrena. L'arcivescovo ha poi ricordato come Don Pierluigi abbia dedicato 47 anni della sua vita al ministero sacerdotale, 40 dei quali donati alla sua comunità di Zugliano. Ha poi sottolineato come da indicazione del fratello Vito Di Piazza le 2 letture proposte per le esequie siano quelle scelte da Don Pierluigi per la sua prima messa di novello sacerdote. Succedeva a Tualis quando aveva 28 anni. Continuerai a dare luce, ha detto Vito Di Piazza, e a consegnarci le bussole esistenziali per navigare sempre speranzosi. Tra le preghiere dei fedeli, le persone più vicine a Don Pierluigi hanno ricordato quanto lui ha continuato a ripetere loro fino agli ultimi giorni, riferendosi all'attività e ai progetti del Centro Balducci. Ci dicevi, andate avanti. Noi andiamo avanti, Pierluigi, ma non sarà più lo stesso. E ascoltiamo il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, amico fraterno di Don Di Piazza, e il fratello Vito Di Piazza nei brani estratti dalla diretta che Telefriuli ha trasmesso nel pomeriggio. Ma ho asciugato qualche volta le sue lacrime di fronte a giudizi, a semplificazioni, a fatiche. La gioia di tanti momenti, ma anche nella profondità, nella confidenza, il toccare con mano a volte i giudizi affrettati, le semplificazioni. E con questi amici abbiamo sempre sottolineato con forza l'importanza di una Chiesa che ci invita a guardare verso il cielo senza distrarci dalle responsabilità che abbiamo verso la terra. Qui per me ho imparato una marea di cose con le persone che lui qui ha accolto per portare il loro contributo, la loro voce. E non posso dimenticare, no, proprio tante storie, tanti volti, tante fatiche, tante speranze. Anche quel grido che lui se l'è portato fino all'ultimo respiro del bisogno di verità per Giulio Regeni.
perché, e Pierluigi lo sa, perché ce lo siamo detti tante volte, che senso avrebbe infatti sperare nella risurrezione eterna e addirittura nella risurrezione dei corpi, se qui, sulla terra, non siamo capaci di fare risorgere chi è oppresso, chi è ai margini, i diversi, i poveri, gli ultimi, i migranti. E cari amici, vi prego, non cercate Pierluigi sotto la terra, sotto la pietra. Non cerchiamolo, vi prego, tra i morti. Vi prego, lui sarebbe contento. Continuiamo a cercarlo tra i vivi. Continuiamo a cercare Pierluigi nelle persone che lui ha amato, cercato, accolto. Cercatelo lì, Pierluigi. Caro Pierluigi, un cerchio si chiude, ma si aprono altri cerchi, perché tu continuerai a dare luce, ispirazioni, a consegnarci le bussole esistenziali, in particolare quella del Vangelo nel campo della fede e quella della Costituzione nel campo laico, per saper navigare sempre coraggiosi, con speranze, sia quando tutto è calmo e sicuro, sia quando ci sono la burrasca e le intemperie. Pierluigi, mandi chi busi, chi disgrazie di tut, stami simpidondia, tame vita e tas nestas vitas e par vita di tut che ti vuol bon. Grazie. E fra le tante persone presenti ai funerali anche alcuni migranti che sono stati ospitati dal centro Balducci e che ora si sono creati una famiglia e un'indipendenza, tra loro un etiope che dice non finiremo mai di ringraziarlo. Che ricordo ha di Don Di Piazza? Se siete qui vuol dire che il rapporto dopo l'accoglienza è continuato? Certamente sì, perché venivamo a trovarlo spesso dopo aver dato tutto quello che ha, non solo materiale, no? Anche la sua vita ha dedicato agli altri, agli ultimi, no? E poi ci diceva anche grazie, no? Dopo aver fatto tutto, invece di noi che dobbiamo ringraziare, invece lui che ci ringraziava. Quindi una persona straordinaria, ci faceva raccontare la nostra storia, allo stesso tempo ci faceva uscire dal buio a vedere l'atto positivo, no? Ci faceva guardate che il mondo non è così chiuso, quindi aveva creato il suo mondo piccolo qua, vivevamo come fosse una nazione grande. Dopo il cancello mi sentivo come fossi in Italia, invece dentro il cancello mi sentivo il mio mondo, quindi aveva creato un'atmosfera, fratellanza, amicizia, nonostante la cultura diversa, no? Io vengo dall'Etiopia con la religione musulmana, lui stesso musulmano, e poi c'erano altri cattolici, protestanti. Parliamo dell'omicidio di Via della Valle a Udine perché ci sono ancora novità. Oggi l'appartamento di Lauretta Toffoli è stato passato al setaccio dalla polizia scientifica. L'assassino di Lauretta Toffoli ha cercato di cancellare le proprie tracce, ma ha lasciato il lavoro a metà. È quanto è emerso oggi dal sopralluogo della Polizia Scientifica di Padova nella casa della 74enne uccisa 10 giorni fa nel suo appartamento di Via della Valle a Udine. All'attività ha partecipato anche Eddie Sanson, esperto di scena del crimine, consulente dell'avvocato Pier Giorgio Bertoli, difensore dell'indiziato Vincenzo Paglialonga. Molti di questi locali sono stati interessati da un insistente lavaggio. Gli attrezzi, gli oggetti utilizzati per lavare il sangue e pulire il pavimento sono nella stanza, c'è uno straccio in cucina, un mocio con bastone è stato lasciato nel salotto, mentre in bagno ce n'è uno che è stato lavato e riposto. Tutti gli oggetti delle camere da letto sono stati tolti dagli armadi e dalle cassettiere e riversati sui rispettivi letti o addirittura per terra. L'accesso all'appartamento è avvenuto intorno alle 12, ma gli investigatori hanno trovato qualche difficoltà.
Di 3 mazzi di chiavi sequestrate, solo uno è riuscito a far girare la serratura. L'attività è durata diverse ore ed è slittato a domani il sopralluogo nell'appartamento di Vincenzo Paglialonga. Stamattina è stata perquisita per circa un'ora anche la stanza del figlio della donna, Manuel Mason, ospitato in una casa protetta. Non è stato trovato nulla di rilevante, dice il suo legale, l'avvocato Lorenzo Reyes, e nulla è stato sequestrato. Infine è stata fissata la data del funerale di Lauretta Toffoli, che sarà celebrato venerdì 20 alle 17 nella cappella del cimitero di San Vito a Udine. Il coordinamento salute FVG, dopo la raccolta delle 15.000 firme consegnate a fine aprile in regione per chiedere un potenziamento dei servizi sul territorio, attende risposte dalla politica regionale. Maggiori fondi e più personale per garantire i servizi sono le priorità. Da Pordenone a Trieste. I cittadini che hanno sottoscritto la petizione per il potenziamento della sanità del Friuli Venezia Giulia, con 15.000 firme depositate a fine aprile in Consiglio regionale, chiedono risposte alla politica, dalle liste d'attesa eterne ai servizi a singhiozzo, da Pordenone a Trieste, passando per Udine e Gorizia. Sono tante le questioni evidenziate ancora aperte. La situazione è molto preoccupante e ogni giorno che passa degenera. Quindi noi chiediamo alla politica regionale, a tutta la politica regionale, di muoversi, di discutere le proposte che abbiamo fatto e prendere i primi provvedimenti e pensare ad introdurre nella legge regionale dei miglioramenti che permettono ai sindaci di poter intervenire e dare la loro parola in maniera appropriata. Per questo crediamo che sia urgente che in questo momento il Consiglio regionale deliberi al più presto, e può farlo, la possibilità di investire un po' di soldi per assumere in maniera diretta il personale. Questa è la prima urgenza che occorre dare assicurazione. E di un sistema sanitario regionale a rischio collasso parlano le associazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria del Friuli Venezia Giulia. L'assenza di personale per la fuga dei medici dal pubblico e privato, la stanchezza degli operatori dopo 2 anni di pandemia sono alcuni dei temi affrontati oggi a Udine. Non chiamateci eroi, vogliamo essere ascoltati, è il grido d'allarme lanciato dalle associazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria del Friuli Venezia Giulia. È un grido di allarme che nasce dall'analisi di 15 anni circa di sanità regionale. Un sacco di personale sta abbandonando il servizio pubblico, sta andando via dalle strutture pubbliche. Perché? Perché le condizioni di lavoro sono diventate intollerabili. Di fronte a questo scenario, cioè di carenza di medici, carenza di infermieri, noi vediamo che ci sono strutture che chiudono, i servizi non vengono assicurati, si parlava dei servizi di radiologia, e c'è il rischio che anche i pronti soccorso siano in gravi difficoltà per assicurare i servizi. Le guardie mediche sappiamo che in certi territori, specialmente il pordenonese, non assicurano il servizio, però noi abbiamo fatto anche recentemente delle proposte alla politica, proposte concrete per cercare di migliorare la situazione, però non ci è stata data una risposta. Noi non vogliamo meriti, ringraziamenti o onorificenze, però credo che come eravamo importanti durante la pandemia, il parere di questi operatori, e parlo non solo per i medici ma per tutti gli operatori, vada tenuto in debito conto. 730 i nuovi contagi Covid emersi in regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.386 tamponi effettuati. Scendono a 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 149 le persone ricoverate negli altri reparti, 6 i decessi con Covid registrati. Saranno 183 gli istituti scolastici dei vari ordini e gradi della regione coinvolti nei progetti di formazione delle tecniche di defibrillazione precoce. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Croce Rossa Italiana è stato incaricato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a procedere alla formazione nelle tecniche di defibrillazione precoce del personale degli istituti scolastici pubblici della Regione. Il progetto prevede sia la formazione del personale scolastico che la fornitura di apparecchiature collegate in tempo reale con la centrale SORES Friuli Venezia Giulia. Ci sono delle manovre di salute che possono essere fatte da cittadini, dove il tempo è determinante. Ed è evidente che la manovra salvavita del defibrillatore diventa un'operazione che col tempo ovviamente ha molto a che fare. Il nostro obiettivo è che ogni scuola abbia un defibrillatore, che le persone siano formate per utilizzarlo. Sono 1.300-1.400 gli arresti cardiaci che in regione avvengono fuori dall'ospedale, più quelli che avvengono in ospedale. Quindi è una cosa che può capitare di testimoniare.
5.000 coltelli sono stati sequestrati in un'azienda di Maniago, erano marchiati e venduti come Made in Italy, ma erano stati fabbricati in Cina. Altro che Made in Italy, i coltelli di un'azienda del Maniaghese, vero e proprio distretto delle Lame, erano cinesi. A scoprire l'inganno sono stati gli uomini dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza di Pordenone, che dopo una mirata attività di indagine hanno sequestrato 5.000 coltelli a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Pordenone e denunciato il rappresentante legale dell'azienda per frode in commercio. I coltelli avevano tutti la dicitura prodotto italiano, anche se le verifiche delle Fiamme Gialle hanno dimostrato come i prodotti fossero fabbricati in Cina e importati in modo anomalo dalla stessa realtà maniaghese. Si tratta in particolare di una delle linee prodotte, quella più economica, ad uso sportivo e destinata a un pubblico meno professionale. Secondo i finanzieri, la partita di coltelli era stata interamente commissionata a un'azienda cinese, senza tuttavia che se ne riferisse traccia sul sito internet aziendale, dove al contrario risultava ben pubblicizzata l'integrale realizzazione di tutte le fasi produttive nello stabilimento friulano. Le confezioni in cui questi coltelli venivano offerti, anch'esse prodotte in Cina, recavano inoltre ben chiara, accanto al marchio aziendale, l'inequivocabile dicitura prodotto italiano, strumentalmente adagiata sullo sfondo del tricolore. Un colpo all'immagine del distretto del coltello di Maniago, sul quale, e lo riprova questa operazione, i controlli a tutela della qualità sono ferrei. 2 persone sono finite in ospedale dopo lo scontro tra una Fiat Panda e una moto da cross accaduto a Brugnera. L'auto guidata da una donna stava uscendo dal cancello della propria abitazione. La moto era guidata da un 17enne portato in ospedale a Pordenone per accertamenti. Nello stesso ospedale anche la donna illesa ma sotto shock dopo lo scontro. 5 lavoratori in nero sono stati trovati all'interno di un ristorante etnico di Udine in un cantiere attivo nella zona di Pradamano. Gli accertamenti sono stati svolti dal nucleo ispettorato Carabinieri del lavoro di Udine, che hanno sospeso l'attività della ditta edile. Per quanto riguarda le sanzioni, sono state erogate per oltre 30.000 euro, 10.000 al ristoratore che impiegava un cameriere non dichiarato, altri 20.000 alla ditta che dava lavoro a 4 operai non in regola. Frena ad aprile rispetto a marzo l'aumento dei prezzi a Udine e Trieste, ma se si fa il confronto con un anno fa la crescita è da record. Prezzi al consumo invariati nel loro complesso ad aprile a Udine, ma vero e proprio boom rispetto ad aprile 2021, con un aumento del 6,2%. Lo rileva l'ufficio statistico del comune, che assegna il primato dei rincari alle bollette e alle spese legate alla casa, all'acqua, all'elettricità e ai combustibili, che nel loro insieme sono aumentati del 23,5% in un anno. In salita negli ultimi 12 mesi anche i prezzi di prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, cresciuti del 7,7% in un anno, quelli di mobili, alberghi e ristoranti. In calo sono le comunicazioni, meno 2,8%, e l'istruzione, meno 0,1%. Invece, nel confronto fra il mese di aprile e quello di marzo, sono cresciuti soprattutto i prezzi di alimentari e bevande analcoliche, più 2%. Hanno cominciato a frenare i costi che erano cresciuti di più nei mesi precedenti, a partire proprio da abitazione, acqua, elettricità e combustibili, in calo del meno 2,5% in un mese. A Trieste andamento dei prezzi analogo a quello del capoluogo friulano, con una forte frenata ad aprile rispetto a marzo, meno 0,1%, ma con aumenti addirittura del 7% nel loro complesso rispetto a un anno fa. Con la primavera riparte il settore del wedding, ma c'è molta attenzione alle spese. Per le cerimonie si rinnova l'usato. I segnali di ripresa ci sono, ma ci vorrà del tempo prima di tornare ai numeri del 2019, è quanto registra la filiera del wedding di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia, nella stagione che dà l'avvio alle cerimonie religiose tra battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni, e a quelle civili con le nozze in municipio e gli eventi da sera e da giorno. Quanto alle tendenze si fa più attenzione al prezzo, e per gli abiti da cerimonia c'è una certa tendenza alla rimessa a modello. Per le vestite da sposa si sceglie il nuovo, ma pensando a un modello che possa essere utilizzato anche in altre circostanze. La filiera del wedding in Friuli Venezia Giulia riunisce 4.487 imprese con 9.997 addetti. Per queste realtà il 2020 è stato l'anno dello stop, tanto che il 90% delle imprese ha registrato un calo d'affari. Nel 2021 l'attesa era per un recupero e invece un'impresa su 3 ha perso ulteriormente terreno.
Più articolato l'andamento nell'ambito della ristorazione, chi rileva ancora un periodo stagnante è il catering di qualità. In Friuli Venezia Giulia nel 2020 sono stati celebrati 2037 matrimoni, di cui 379 con rito religioso e 1658 con rito civile. Cambia l'assetto societario di INSIEL che torna all'amministratore unico. Al vertice resta a saldo Diego Antonini. INSIEL torna ad avere l'amministratore unico. La Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha dato parere favorevole alla proposta della Giunta, che nel 2019 aveva deciso di creare un consiglio di amministrazione da 5 persone e oggi è tornata al soggetto singolo. I tecnici della Direzione Servizi Generali e Informatici hanno spiegato che all'epoca era necessario ovviare a una percezione errata di INSIEL come struttura quasi separata dalla regione FVG e quindi recuperare un rapporto con l'intera società attraverso personalità riconosciute espresse dai territori. Oggi invece è richiesta rapidità nelle decisioni e per questo si è deciso di cambiare l'asset societario. Diego Antonini, attuale presidente e amministratore delegato, proseguirà quindi nel suo lavoro visto che l'incarico è stato rinnovato di recente e dovrebbe essere in scadenza nel 2024. Nonostante il passaggio sia stato approvato all'unanimità, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno sottolineato la necessità di una audizione dello stesso Antonini. Per i pentastellati con Mauro Capozzella è necessario fare il punto sulle questioni legate alla privacy, gestendo insieme il fascicolo sanitario e la portabilità dei dati da regione a regione e poi il tema della guerra informatica. Chiara D'Agiao del PD invece evidenzia che la scelta necessaria ora è però quella che Regione e INSIEL lavorino davvero per i territori per rendere effettivo il processo di digitalizzazione dei comuni, molti dei quali senza strumenti sono rimasti indietro. I consorzi industriali del Friuli guardano la transizione ecologica e sono pronti a dar vita a progetti sempre più green. Se ne è parlato in un convegno. Il futuro dei consorzi industriali è pronto alla partita strategica della transizione ecologica. Il tema è stato discusso durante un convegno che ha messo in luce opportunità e prospettive del cambiamento green. A organizzarlo nella sede della LEF di San Vito al Tagliamento sono stati i consorzi Ponte Rosso e COSEF che hanno presentato i propri progetti verdi. Siamo tra i primi consorzi, prime regioni in Italia che affrontano questa tematica, la trasformazione delle nostre aree industriali in aree produttive ecologicamente attrezzate. È un approccio mentale dove le aree industriali devono coniugare sviluppo sostenibile, che significa ambiente e significa però sviluppo del territorio nel senso della competitività. In questo il Consorzio Ponte Rosso ne ha fatto la sua storia sin dalla fondazione e quindi metterà in campo tutte le sue azioni, ha già iniziato una serie di progetti. Fari puntati anche sulle opportunità del PNRR e sul ruolo di Stato e Regione. In Friuli Venezia Giulia stiamo portando avanti ulteriori strumenti quali ZLS e sarà quindi la possibilità di offrire al nostro territorio degli strumenti importantissimi di agevolazione, ma anche una sorta di master plan che presenterò a breve in grado di fare una nuova fotografia sui siti produttivi della nostra regione. Quindi tanta carne al fuoco, tante risorse e volontà di accompagnare le nostre imprese verso il futuro. E il Comune di Udine verserà 2 milioni di euro l'anno alla ditta che si aggiudicherà l'appalto per la fornitura di energia in 200 strutture pubbliche cittadine. La stessa si dovrà impegnare a effettuare investimenti di risparmio energetico per 8 milioni di euro nei primi 3 anni di gestione. A Udine prende forma una proposta partita nel 2017 dalla precedente amministrazione comunale. È stata infatti approvata una delibera che dà il via alla concessione della gestione dei servizi energetici attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici comunali e degli impianti. Siamo a quasi 200 impianti rispetto ai 180 che erano previsti prima, perché i nuovi edifici sono dotati di questa impiantistica e quindi li abbiamo messi a bando. È un bando importante perché riguarda l'energia, in particolare il gas, il riscaldamento. Si tratta di un canone di 2 milioni all'anno che paga il Comune, in cambio coloro che gestiranno questi edifici comunali dovranno fare investimenti per più di 8 milioni e dovranno farli nei primi 3 anni di gestione. La gestione durerà 15 anni e noi siamo convinti che con questa gara aumenteremo l'efficienza energetica. Sono segnati con una croce gli alberi che in Viale Venezia Udine dovranno essere abbattuti per la realizzazione di 2 nuove rotonde. Il vice sindaco però rassicura ai cittadini, altrettanti alberi saranno ripiantati nelle vicinanze.
In Viale Venezia Udine è stato aperto il cantiere per la realizzazione di 2 rotonde. Oltre al posizionamento del materiale necessario ai lavori, è cominciato anche l'abbattimento di alcune piante che saranno sostituite da altre che troveranno collocazione in aree verdi realizzate ai lati delle rotonde stesse. Per far stare le rotatorie devi togliere quegli alberi laterali che ti permettono di far svoltare le auto. Fino adesso non ho visto nessun grande architetto che riesce a fare una rotatoria senza allargare il raggio di curvatura. Noi abbiamo speso 1,6 milioni, sono soldi regionali, per riqualificare la parte laterale e andremo anche a piantare nuovi alberi perché in presenza delle 2 rotatorie si creeranno dei luoghi di socializzazione, delle piazzette. Accanto alle piazzette ci saranno delle aiuole verdi sulla quale piantumeremo anche degli alberi. Una parte di quelli che andiamo a togliere, che sono quelli recenti, li metteremo lì. E restiamo a Udine perché a 7 mesi dal suo posizionamento ha aperto oggi Battenti la nuova edicola in stile Liberty accanto a Palazzo d'Aronco. Certo, dopo 12 anni sì, si chiude un'era. Si è abbassata definitivamente ieri sera la saracinesca dell'edicola di Piazza San Giacomo a Udine. La struttura, dopo 50 anni di vita, sarà definitivamente rimossa nei prossimi 2 giorni, a 10 anni dallo sgombero imposto dall'allora sovrintendente alle Belle Arti Maria Giulia Picchione. Alle prime luci di oggi invece ha aperto i Battenti, il nuovo chiosco in stile Liberty posizionato tra Casa Cavazzini e Palazzo d'Aronco, nel cuore del capoluogo friulano. L'edicola di Via Leonello, posizionata il 23 settembre scorso, dopo 7 mesi si è animata vendendo le prime copie di giornali della sua storia. La struttura di proprietà comunale è costata poco meno di 60.000 euro ed è stata assegnata attraverso un bando per i prossimi 9 anni alla stessa edicolante di Piazza Matteotti, che si era vista non rilasciare più la concessione di occupazione di suolo pubblico. Sei contenta? Contenta per certi aspetti sì, per altri un po' meno. Tipo lo spazio che è minimo. Ho dovuto eliminare tanti articoli, tante cose che comunque ho dovuto comunque sacrificare perché lo spazio è quello che è. Dovrò rendere alla distribuzione un sacco di casse. Ilaria Pontil dovrà pagare un canone mensile di 170 euro, cifra che andrà a sommarsi alle rate del mutuo acceso nel 2009 per l'acquisto del vecchio chiosco di Piazza Matteotti. L'edicola, tra l'altro, fu la prima della città a ospitare un murale di Simone Mestroni, il writer che 4 anni fa, partendo proprio dalla serranda del chiosco di Piazza San Giacomo, lanciò il suo progetto grafico Città della Poesia. A Lignano lo scorso weekend un raduno di Golden Retriever. 100 code dorate hanno invaso le vie del centro di Lignano Sabbiadoro lo scorso weekend. Sono i Golden Retriever che hanno raggiunto la località balneare per il primo raduno della razza canina di origine scozzese. Bravissimi! 80 i Golden Retriever che hanno raggiunto Lignano per il raduno, tra i più lontani dalla Svizzera, da Roma e da Sud Italia. Una ventina si sono aggiunti il giorno della sfilata per arrivare al centinaio. Un'occasione unica per gli appassionati dei Golden Retriever che hanno potuto conoscere così anche le bellezze della località balneare, da vivere anche con i loro amici pelosi. È stato un raduno memorabile, dove abbiamo potuto dimostrare come dietro un mondo di interazioni sempre più digitali rimanga l'esigenza e la voglia di condividere esperienze autentiche. Tra poco Sport FVG, oltre al calcio, al basket, al Giro d'Italia, parleremo anche di un nuovo percorso dedicato agli amanti della mountain bike e della e-bike, un percorso permanente che può rappresentare una sfida con se stessi, ovvero 100 km, 4.000 metri di dislivello partendo da Ampezzo, da completare in massimo 2 giorni il Quattro Valli Trail. Tra poco a Sport FVG, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.